cane e il gatto sono due animali che hanno polarità di comportamento direi opposte. Il cane è un animale sociale, è un animale di branco e facilmente introdotto in famiglia riconosce la famiglia e gli appartenenti alla famiglia come il proprio branco. Ecco perché è proprio importante stabilire già dai primi mesi la gerarchia di branco e fare in modo che il cane, il cucciolo, cominci ad ascoltare gli ordini, gli inviti più o meno importanti che vengono fatti dal proprietario. Tutt'altro discorso va fatto per il gatto, che è un animale territoriale, essenzialmente solitario, soffre molto se viene introdotto un secondo gatto per esempio in casa nel suo territorio e vuole un rapporto molto elitario e quasi paritario col proprio proprietario, quindi cambia completamente la visione. Natura Sì.